Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22. Saluti a tutti gli amici de Cosas Bellas, oggi seus a Mamoiada, la bidda des Mamuttones, una bidda che si cata in su Gennargentu, in logo de Barbagia de Ollollai, e in questo logo vivono più di 2500 persone. In noi si cata binu, casu, pani, pezza, drucci, tutto cosa buona e meda tradizioni con questa terra che è piena di testimonias e monumentos di archeologia. E questa cosa che spanta de brusu di tutta questa bidda è su Grannovali, un Grannovali pieno di misteri, onde non si conosce come è nasciuto tutto questo, ma si scende che è una delle manifestazioni del popolo più antiche di tutta questa terra cosa nostra. In su Grannovali Mamoiadino i protagonisti smanno su punti Mamuttones, i soccadores, che ben senti possa prima volta d'ogni anno su 17 del mese di gennaio, poi Sant'Antone su fuoco. E noi comincia da questa puntata cosa nostra, de cosas bellas, sì che i mi, capiamo tra cosas bellas de Mamoiada. E ho questionato di un canto tradizioni di Mamoiada, ma ci n'è un'altra di importo umano che usa del suo canto a tenore, dei ballus, ma ci fu un teatro luogo di interesse umano, e punti musei, c'è un museo Mater, che è un luogo tecnologico dedicato alla sperimentazione artistica, poi c'è questo luogo dedicato alla cultura del suo traballo, che si va a conoscere la storia e le tradizioni e tutto di questo luogo, ma sa regione che ha portato a Mamoiada è su museo dei Mascaras, del su Grannovali, de Mamoiada, di tutta la Sardegna e del su Mediterraneo in tre, un luogo di spanto, una delle cose belle di questa trasmissione. Venite con me. Sul museo è nasciuto, vai conosci le tradizioni dei Mamuttones e dei logos del suo mondo che tenenti issus e tutto, mascaras e rituali si commenta gustos de Mamoiada. In noi impari e sfacciolas de Mamuttones e soccadores si volenti castiai con ispanto, is mascaras de medas logos de differenti culturas del suo mondo. E grazie a questo logo de cultura, su turismo, a Mamoiada sta aumentando meda, poi ad ogni anno in noi arrivano da più di 30.000 persone, e dunque è uno dei musei connottus di tutta la Sardegna. Dunque impari e uso a conoscere meglio su tutto questo patrimonio di cesti noi a intro e su direttori Mario Paffi sa di convidare a entrare e noi ci potevamo andare in pari. E dunque a gusto è sul luogo manno dei spanto. Saluti Gianluigi. Bene venio. Dunque noi è un nao gli ascoltatori di EIA TV, di cose belle che oggi entrano in storia, in tradizione, ma è tutto dei rituali de Mamoiada, ma del logo del suo mondo. Certo. Poi e te lo sapere in noi. In noi siamo muti di Museo delle Maschere Mediterranee, proprio per questo motivo. Questo museo non sia una pezzi della nostra viseras, ma viseras della Sardegna, tradizionali, e poi viseras di tutto il Mediterraneo, Arcalpino, Balcano, Grecia. Ah, sta cosa bella. E tu ci puoi scontare oggi questa storia manna. Certo, me da volentieri. volentieri. Sarda se de maschera del Sumero. Me da volentieri. E tanto di sigo, dai. Andiamo. Io a Suso. Andiamo. Dunque, se noi, Gianluigi, è il suo primo luogo che si fa conoscere ai visitatori, va bene in sul museo di maschera mediterranea, e t'agattavo su noi, e t'accesti. Questa è praticamente la prima sala sul museo. Si muti in italiano sala di multivisione. Questa è meda particolare, sono i battori di minuti di filmauso in un si onta si sia più importante della nostra visera. Si sia dei 7 di gennaio pro Sant'Antonio.
Sant'Antonio suo in Sardegna, no? Certo, che sa primo die e che comincia da tutto su Grannovali, in tutta la Sardegna, con il fuoco su De Sant'Antonio. Come ti succede? Cioè, il mamuttone, se capissi, vai sul giro di Sabidda, ci punti tutti i rionisi che organizzano il fuoco, come ti succede? Oramai in Bidda vanno a lucere 40-50 ore per Sant'Antonio, per 3 giorni, dai su 6 a su 8. Ma te vuole andare a Sant'Antonio su in Sardegna, a Sant'Antonio su in Sardegna, a Sant'Antonio abbatte in Sardegna, noi stiamo usando dei animali, come in tutto sul mondo cristiano, ma in Sardegna a Sant'Antonio stiamo usando i cacchira da Sifferro che a suo per regalare a suoi uomini. E quindi è una data mega importante per questo marchiamento. A Sant'Antonio si mutili in antropologia sincretismo pagano-cristiano, cioè è sul passaggio di questo rito da una religione antica, dai paganos, a suo mondo cristiano. E questa è la prima occasione che Ateneus ogni anno può conoscere, può bere, può entrare in suo mondo di questa festa. Questo è un mondo di festa che con i anni ha applicato coscienza e tutto. Prima noi pensiamo al mamuttone, si capisce in cali sia logo, pod ogni festa, ma sempre di pruso si punti concentrando in vita e tutto, poi al dia si può mantenere vivo questo rituale, che diventa contemporaneo, diventa su rituali di oggi, però torna da essi sempre accanto al suo fuoco, accanto a questo slogo, donde nasce questo rituale. Certo, questo è molto importante. La contemporaneità è una cosa che tutti dobbiamo ragionare sopra di questo concetto. Prima, chi hanno danzavano per progredire, ora danzano per arrivare sul turista. È sempre una cosa bella e sta arrivando. Tanti in Sardegna ergai, non stiamo sprusi in un villaggio nuragico. Oggi viviamo la modernità, aumenta tutto, quindi è importante ragionare su questo aspetto. Poi dopo si sa contare, i tollinai, i possomini, entrare in una dimensione nuova, differente, di gusta dei suoi tutto, ma quando poni la maschera, quando si visti con questa spedis e con questo sonno, diventano un'altra cosa. E dunque se noi poi abbiamo sapere tutto sul mascaramento, tutte le facciola, che dentro il mamuttone, esatta maschera e tutto. Però conta sì, visto che noi teniamo tutto questo filmato, bello, suggestivo, che si va a entrare in questo mondo, succede in menti dei somini che dei uomini diventano mammuttoni, in questo passaggio. Sul mascheramento è una cosa meda particolare. Comunque la maschera serve per diventare un altro. Tu non sai se per tue, specie in questa dia di Sant'Antonio. Quindi un mamuzzone non conosce più famiglia o amici o parenti e in questo momento è un mamuzzone. Poi Bacchisi Bandino lo spiega a me da bene in questo filmato e te vuole narrare. Infatti sul filmato si muti di mascherarsi a un destino proprio per questo motivo. E noi, l'antropologo Bacchis Bandino, che conta, da come hanno lui, Gianluigi, sa visione che ha su Teneus, che viene bene in questo museo d'Ennidi, immagini di suggestioni manna, di Francesco Caso, che è specializzato in realizzazione di questo museo, di questo filmato emozionale in Adaus. Dunque da questo è prima usare contaesi con questa multivisione narauso, con 3 schermi verticali, contaesi sul mondo dei mamuttoni. Poi cosa succede? E poi andiamo in una sala espositiva, prima, nella sala della Visella Sardasa, ontana a researe di Ozzana, di Mamuiada, di Orotelli. E stanno si accompagnano? Certo, prego. Andiamo. Dunque sanno, sa barbagia è tutto, Ozzana, certo. Mamuiada e Orotelli. Certo. Beh, questo che è su Grannovali, lo dato tu si riesce su Carrasecare, ma su Grannovali della Sardegna, del suo coro e tutto della Sardegna, perché noi teniamo su 3 biddas, Mamuiada con Mamuttones, i Socadores, ma c'è Roteddi e Ottana. Turpos e Ottana,
ottana beste su chervu, su boe, su merdule, sa filonzana, sa filonzana, de importumano, e ti mi ammira questa femmina, poi tu sa raccontai. Ma prima di conosci i rituali di ognuno e i testi che poni di impari, i tre biddas che posato rappresentaisi, poitta custala e tutto dessa Sardigna, su goru dessa Sardigna, sa barbagia, puntatura obius questo a rituali. E naramus i ustorritos anticamente udini presenti in tutto il vidda dessa Sardegna. Ah, dunque in cada luogo... In cada vidda vi udini. E poi, mentre si solao dai su paganesimo al cristianesimo, in un besesiu seste upertu, seste spariu, l'hanno cancellato. In un mesi prusu diffidentes, non che sono i resistenti allo cancellare questo rito, e tanto lo hanno cristianizzato, e lo hanno cristianizzato appunto questa leggenda di Sant'Antonio su. Certo. E quindi ecco pruite questo rito tradizionale in questa vidda, proprio per questo motivo. In questa vidda si stiona dei rito storico. In questa ritos tradizionales. In Mamoiada i sormamuzzones e so adorese, in Ottana i su merdule, su boe, i sa filonzana, su erbu, poi vada su poleddu, vinza, e in rotti lì so sturposo. Ma una cosa che mi ha sempre spantato, ci punti elementus e cose che poi ti impari cada mascaramento, sa facciola, i sonus, i tempus del carnevale. Dunque, cali punti, i cose che di aderus rappresentata e rappresentata ognuna di questi rituali. Beh, naramus prima di tutto, cada vidda, cada ritu, tenete sossonazos. Dunque è un elemento che pone in pari tutto. Ma in tutte le maschere, vista in questa del Mediterraneo, pruite, hai su sono e allontana su male. Certo. Pone per esempio la sampanare della Cresia, non si zona, è pure santo, sono una sarmatraccasa. Certo. Tu è pessa a usoso a gente. O prima ancora forse si sperda se tutto, che da spugna tampare. È sempre su sono e allontana su male. Questo è l'elemento più importante. Non so se vendi, in Orottelli teniti una vilera de sonazzo e in Mamuiada invece ci deste una cosa teniamo saccarriga in vita. Si monti saccarriga. Ah, ecco. Dunque saccarriga. Ma è pesante un drone, quant'è che pesa così? E hanno essere dai solo 20 battora, solo 26 kg de sonazzo. Dunque un impegno umano, te tenni proprio un fisico bello allenato, fai tutto sa vestita dei mammutoni. Dunque mi sta contenti tu e tradotto i rituali di ogni bidda che punti a turao bius e rappresentano sa tutto sa matessi osa. Tutto rappresentano tutto sa matessi osa. Certo, in Orottelli è una vita de contadinos. Quindi su rito è un rito agrario, ma Moiada e Ozzana vidar de pastores anticamente, quindi rito pastorale. Però modo differente da ispirare, però de ontare sa matessi osa, l'importanza sa terra, de su sole, de sabba, cioè osas i homo amos perdiu. Ma e poi c'è denaro, forse sì, in Orottelli e in Mamoiada non teniti una vittima da sacrificare, come ti succede in mancai in altri luoghi. Forse sì, ozzane tutto su merdule, che teniti su boe, dubica la dubista, da di vai ogni danno. Poi ti succede questa cosa, poi c'è questa denta. La cosa più importante è questa inversione del ruolo. In mezzo stretto c'è le uomini e gli animali. Le uomini si massa degli animali, fruite. È una visione antica di arraseare. L'uomo su arraseare è un arraseare del divertimento, ma non esisteva prima sul divertimento. Sul divertimento è arrivato dopo, per banalizzare questo rito. Su arraseare narana che nasce di battomizzasanno ed è in Egitto. E istiona di un altro mondo materiale. Non è solamente chi intende uomo cristiano. Prima crediano che da questo mondo si moriva e si andava in un altro mondo, il mondo esatto. Il contrario inverso.
E in questo mondo rappresento inverso, mi massero da uomini e animali. Non so andato di rappresentare il mondo esatto e compare sul mondo esupra. Sta comparsa oggi è molto carnevale, a raseare. Certo. Ecco, pruite, me da gente non narra, ma queste non sono maschere carnevalesche. No, stia una devono raseare antico, su a raseare vero. Questa è una cosa. Potevano, sicuramente, ogni volta che abbiamo in mamuttone, schibessi, in modo che vari certi disordinavano, invece ognuno deni proprio un tempo su questa danza cosa sua, poeta commenti annanta, tutto sul suo proprio ritmo, pesanta, si pavasa commenti annanta innanti con i spesi, si cesti su pede, manca, moventi sa pala a sa mano diretta, dunque c'è proprio un modo di camminare e c'è questo ruolo dei soccadori, si cadenti questa zocca e poi non sciusi esti potus guidare, potus dominare, e ta succede in questo rituale dei mamuttoni. Gli italiani sono molti processione danzata, sono aumenti minimo, aumenti numero ideale, sono 12 mamuzzoni e 8 adori. E 12 mesi come te sanno e tutto, dunque si rappresentano da tutto sanno. Forse la nazione si narra. E dunque e quindi poi la processione danzata pruite. A questo brincano e tumbano a terra, li idano e arriva sovrano, è la cosa più importante. Però una caratteristica che lo accomuna in tutte le vite è mamuzzone e so adores. Due visere differenti, però se non bisogna mamuzzone non bisogna so adores. Su merdule su voe, su sturposo, i certo si comportano dei uomini e altri dei animali, pruite. Ma se non va sovrano, non va si perso. Se non va la vita, non va la morte. Tu è istiona di religione, e se nostra teniamo su Dio, ma teniamo iniziato a Satana, in Oriente teniamo in Yang, in Africa la coppia originale, certo. Sono i concetti universali. E dunque da questa danza, questa uscita, questa essida è un rituale pure propiziatorio, uno domanda in noi, forse in tempo antico, domandando posso siccare s'acqua, no? Può fare prove e dunque sa può di tenni soddisfazioni in campagna, in suo traballo e tutto quanto. Ma una cosa che mi piace di domandare, Gianluigi, è questo. Tu hai dei gusti di un ruolo che appunto ben distinto su mamuttone e si adore. Su boe o su merdule, o su boe, su cherbo, su merdule o savinonzana. E in oroteddi e tutto c'è questo che va sadenda, dunque su omadore e sboisi. Ma questo ruolo come ti duscioperanta? Cioè sommini de mamoiata, come ti intendi di diventare mamuttone o i soccadori? Quando è che comincia a pensare i tavoliressi su e tutto? Se uno nasce dentro una mille mamuzzone ha da diventare mamuzzone, se nasce dentro una mille adesso adore ha da diventare adore. Questa è una cosa che teniamo in intro, quindi è difficile da spiegare. Sì, babù meu via da adore, a me mi piace da seguire questa tradizione, poi tappo bio con tutto i particolari, si tutta questa cosa, poi questa tradizione naramus orale o che hanno scritta, uno da impara devi ciocchedu che stieni su mano. Lo teniamo sul DNA. Commente poi hanno bisogno di diventare manno e tutto, poi hanno bisogno quando hai te dati poi diventare mammutone. Beh, in vita cominciano dai minori. Dai minori che cantano. Già dai 3 batteranno cominciano a singere dei mamuzzonellos e cominciano a essere a zero per raseare. Poi bisogna 2 associazioni in vita, a Proloco e Zazzini. E quindi cada associazione gestisce sono minori. Tanto uno quando è minoretto a cominciare a tenere 6, 7 anni, 8 anni, inizia a entrare su gruppi sono minori. E gai vengono istruiti, cominciano a bindi, seghi, tanto cominciano a essere i sormannos, certo poi per Sant'Antonio è una sfilata medambia, quindi noi si possono essere un pizzino segannos, però è un premio per dar portare l'Italia a uno giovane. Però di adesso poi sa dide, i mamuttones,
su 17, 18, su 16, su 3 ma su 17 mi pare che sia Sapri sì, in video su 17. A un di bessi in mamuttone se so adores e di adero su una cosa che imbriaca da tutto, su chi entra in mamuiada sa diri entra in questa tradizione, poi è vero che tutto quando una cosa è bella è spettacolare e vari spettacoli, ma questa cosa ancora più bella dei mammuttones e mamuiata è che non fa intinuda per fare spettacoli, questo spunta icci. E dunque non è che si pone a fare cose strane poi turista, su mamuttoni bessi da icci, questo fai, quando accabano e arrivano in su luogo, si imbocano sa carazza o sa vacciola come ti narra un oso, e poi tornano a cominciare, entrano ad ora, d'ogni volta è uno continuo e costante ciclo narauso che non accaba mai, poi tutto sa dire, beh si può summerire fino a notte a tardi, sì. No? Hanno a cominciare ora delle 3, 3 e mezza e che accabano a notte. Oramai poi so per venire visitare tutto canto, sai. Un'altra cosa può accabare in questa stanza, poi andavo a sapere altre cose, ma mi piace da pensare, io quando vivo posso dire su Carnevale su 17 di gennaio, tu hai andato in 2 associazioni e tutto, c'è ancora gana di fare circa, di sciri, cicai, cosa sa questa tradizione, de comprendi come ti viene questo mamuttoni e come ti viene questo soccadori. Potevo dire che da uns 50 anni a oggi una parte di questo gruppo i soccadori sono una carazza, una facciola e poi ta questo, un gruppo di deni, è una cosa che è isagattao, che si conosce o... Tanto, sa proloco pone la visera bianca a narana isa tradizione ussa, sa sceni non la ponere, a narada isa tradizione esta non la ponere. Però dobbiamo vince a ragionare e te vuole narrare tradizione. A noi sì, viviamo in un periodo in cui siamo legati ai vediamo, ai spettacoli, sì. Ma la tradizione è un sentimento, non è statero. E poi mettiti in forse si non fia c'è da pensare una cosa, che mancai in meda si poteva utilizzare una vacciola e dunque se tu fai sa cara cosa sua e altro se invece no, sì. Poi non è che fia una divisa come un sordao, fia da un mascaramento che veniva da tutto questo importo umano, dei rituali, delle tradizioni, dei significati e tutto canto, dunque sa bella pure questa cosa che ci punti come tenai conoscenza da una parte e dell'altra. Un'ultima cosa prima di spacciare in questa stanza, Savilonzana. Savilonzana in Ozzana esti forse si cussa cadimminti de pruso, poi andare in giro con questo sferro, fai finta di segare questo filo, e taboli contai questo personaggio, che ha una faccia strana, proprio pare che tenga da 150 anni e che non c'è mancare di sofferenze e tutto. I tabollinai questa. A me mi sa Savilonzana è una maschera mi piace meda. Questa zia lesa e che si dinottana e tene su ilu salana e in menazza de se aree su ilu e sa vita. A dunque si sega a gusto è una disgrazia manna, pochino arricci di gusto questo gesto. Dunque, certo. È una figura meda importante, è andata in un tempo mitologico antico, la mitologia romana, mitologia greca, si sparca, si muttini in sa romana e moira in sa greca, issa non è stato il suo destino. Certo. E teni questo sferro su che si diventa potundi di sbrevesi, dunque tutte cose di Sadom. Bene, dunque, Gianluigi, noi poi noi si firmava su questo luogo di spanto e unnao che è stato organizzato 10 benni di cant'anni se caduto tenesi. Che siamo su 2001. 20 anni. 20 anni è tutto, 20 anni è tutto. Siamo maggiorenni. È un'istituzione comunale, privata, come in testi? Tanto, la struttura è comunale, la gestione è privata. La struttura è comunale, la gestione è di una cooperativa e lavoriamo in intro. Bene. E noi in Mamoiade voi che ci puntate al museo e tutto canto, ma è sa proprio cooperativa o ci punti altra cooperativa? No, è la stessa cooperativa. Sa proprio cooperativa. Dunque, dopo questa stanza, a un anno, i taboribili su della Sardegna? No, della Sardegna che abbiamo accabato noi.
Poi andiamo sull'ultima istanza, e queste istanze delle Arviseras arrivano dal Mediterraneo. Bene, dunque da Sardegna andavo fuori sul mare nostro, poi andai in altro luogo del Mediterraneo e usaviri commenti in altro luogo del mondo, tenenti in ogni momento sa proprio tradizioni o dunque i propri rituali. Ma compagno sa? Certamente. Io? Beh, certo che poi chi arriva da noi in questo museo è un'occasione manna di conoscere noi certi beni e tutto sulla tradizione in maschera della Sardegna, della Barbagia, ma del Mediterraneo now. E in noi infatti cominciamo a sapere altre cose che appunto completamente differenti da quelle che si sono abituati a conoscere in Sardegna. Cominciamo su dei gustas mascheras, che tu immaginavi che appunto spagnolas, ma poi ti appunto 10 coloraras, non teniti prusu questo riferimento a sul rituali delle nostre mascheras, o te sul serio? Noi in Sardegna abbiamo manteso in maniera più importante questo rito. In altro stretto si sono trasformati in un paese. Per esempio in Spagna hanno tentato Franco e comunque 42 anni di dittatura non sono morti, hanno proibito di raseare. Certo. E quindi hanno perso l'elemento negativo, hanno perso una mozione in Ramos e hanno mantenuto ad ore. Certo. E quindi magari risultano più differenti, ma non sono più differenti. E hanno perso una parte, in Sardegna una parte i colpi diretti, no? Su una mozione. E quindi in Ramos tengono pezzi ad ore in Spagna. Poi sempre mattina sono alzo, e poi ad ore tenesi e questo botello tiene questa frusta in Ramos. Ecco, questa frusta è interessante, poi è sempre un modo per rappresentare il contatto con la gente, con i altri, con chi è presente in questo momento a suo proprio rituale, quindi vivi di questa cosa, trasmetti sono con l'altro. In questo caso si trasmette, volete rappresentare. La fertilità. È la cosa importante. Rappresenta su trigo e si lancia da suoi sposi quando è in questa crisi, quando si sposano. Quando si va a razzia. Certo, su curiando le carnevale, este su trigo e Arlecchino lanciava in Piazza San Marco in Venezia. Certo. Su significava sempre su Mattessi. Ecco, dunque si va attendendo però di questa penisola iberica, nella Spagna, che antiperdi una parte dei rituali si può da quantai altre setotto, ma è un elemento su dei femmine, forse in sbistiri, probabilmente questa frangia è cosa che usano le femmine, se noi pure su serie che i uomini si tengono elemento su dei sbistiri delle femmine, e sono su come snau due, ma è mascheretta se tutto, poi noi teniamo questa facciola su uno e l'altro. Uno canto punti antropomorfe, altre zoomorfe, dunque omini e bestie. Il concetto primitivo è sus. Ma poi, Gianluigi, in feste che vanno in questo luogo di provenienza di queste maschere, come testi questa sfilata? È tutto votata a suo spettacolo, a suo turista, oppure anti boffia quantai su se tutto questo rituale? No, hanno manteso meda, pensa sisso, hanno manteso meda, ha comunque sul sentimento sus. Il spettacolo lo può essere di più a trarvida se in una riproposta questo mascheramento non abbiamo, però io lo tengo come tradizione, questo sentimento e sto uguale al nostro. Tanto lo siamo sono tutto canto, quindi lo siamo vivi tutto canto questo rito, quindi è su Mattessi. Tu pone per esempio questa visera si teniamo da Croazia, Slovenia o Grecia, ma è importante. Sono arrumbati, mentre la Mattessi mentalità e teniamo noi a tanti, è una tradizione. E la tradizione non è campada, la tradizione è campada in questo stretto isolato. Quindi stiamo o delle isole o mentre la Sardegna o Schiros in Grecia, oppure dei montes o mentre l'arco alpino e teniamo. L'isolamento contribuisce a preservare questo rito. Certo. O mentre concetto è meda significativo questo. Rituali è misterioso e tutto, questa maschera
in noi, i tarabolli rappresentati. Questa è sempre una variante di queste mascheras spagnolas, si tenen in Alta Galizia. E dunque se entrai in una dimensione che noi prusu de sommini o de sa femmina, ma è una figura che poriresti, una figura prusarta de rotus, a questa figura che i sommini si invocano a issa, appunto potenni prosperitari, s'acqua candus rebidi, e sa fertilità de sa terra e dei sommini, e dunque è tutta questa cosa profonda di aderus. Tu mi hai in noi c'è quest'area spagnola, onde siamo nosus, poi mi sa, su primo entrando in Balcano, su questa di onda arribada? In Croazia. In Croazia. Poi a seconda della religione, a seconda di momento che iniziano a raseare, tenen sissida vinzasissoso, quindi è zambatessi osa. Dunque, s'altra Bulgaria e Bulgaria, sa seconda, che tennero scelti sa conca, e poi quest'altra l'altra è in De Pernik in Slovenia, ma è importante questa maschera. Questa si imbilla a paguaga, questa de onne, no? Sì, urso è buttuto. Cosa di aici, urso è buttuto. Poi ostinarande tu de questi accessori femminili, in Sardegna sono importanti sordesa emmina. In Sardegna abbiamo adorato in maniera meda più importante la dea madre, per un discorso legato a sa terra e a sabba, e non teniamo sabba. La parte balcanica hanno adorato in maniera meda più importante il dio toro. Ecco perché i sostengono l'elemento fallico, una rappresentanza della virilità dell'animale maschio o dell'uomo. Ovviamente usa limba meda longa e tenen in Slovenia. Limba in Croazia diventa la cravatta. Cravatta si significa da Croazia e deriva proprio da questo tipo di rappresentazione. E poi invece andavo su a in Grecia. In Grecia maschera rega, gussa e tavoli rappresentati. In Grecia questa maschera pro la tirano e che mostrava la umeda, sono in meda serraus in questi isoleda e si muti di schiros. Questa è una maschera pulita, la volevamo in Noe, su Gheros e Saccorella. In Sardegna abbiamo sentito un studioso meda importante, si mutia Francesco Alziator. Ah sì? Alziator su chi ha descritto sul libro Il folklore sardo. E già dai su chi Alziator narra i sugheros dei schiros, e è equivalente del suo mamuzzone sardo. Ecco perché la morbortia battiranno. Alziator raccontava la città di mia, Castello, come un cantore in mano, Alziator di Stetto di Adero, sono grandi studiosi, scrittori, giornalisti, ha tutto un affatto questa cultura in Sardegna, in Castello e tutto. Dunque, tutte e due sa gusta, sa che si osbienni, funti maschio e femmina, e arriva a funtaregas. Sì, e poi sommette sempre, ma muzzone si so adore, Ah, dunque. Sul discorso è sempre su Mattessi. Ah, certo. Sa contrapposizioni su uno e l'altro. E invece si serrà su questa stanza, questa visita con mascheras italiane, dunque sa sul Mediterraneo, ma in Savattiarta. Sì, in Sasalpes. Teniamo su mascheras solamente su rollate, che stavano prima in Veneto, o las in Friuli, o medas importante su Krampus friulano. Ecco, ma su primo, poi ti tieni questa cosa, sempre posso proprio regioni, dunque sempre a resazente per l'unità di fertilità. Sul discorso su Mattessi, ovviamente su Krampus, noi in Sardegna teniamo Sant'Antoni, ovviamente passato dai su paganesimo e su cristianesimo, e su tenere San Nicolò. Ah, certo. Quindi sul discorso è sempre su Mattessi. E invece c'è quest'altra maschera che rappresenta un... È un Krampus austriaco. Un Krampus austriaco. A su Krampus sono in Trentino, in Friuli, certo, in Svizzera, in Sallaccanasa dei Guni, Germania in Foresta Nera. Bene. Dunque, e poi può spazzare in questa stanza tenesi ancora maschera. E arrivano da Ettero Stretto, però istionano a mettersi in limba. Ha bisogno il bello e il brutto, o uomini animali in Ungheria, o teniamo la trasa visera spagnola, il pellichero, cioè sono sempre istionando a mettersi in limba. È una cosa bella che in tutto il mondo, esatto, sei concentrato in Sardegna e sul Mediterraneo, però
in il Festival del Folklore internazionale che ormai da 35 anni si è pruso in Sardegna, si organizzano a Medas, a gruppo, a Vortas, tenete mascheras che rappresentano in modo spettacolare, mancai tutto organizzato, mancai fatto con balletto e tutto canto, che non tenete proprio questo senso di questa tradizione, però a manco si va in tibiri questa mascaredda che è usata e proprio che in tutto il mondo c'è questa tradizione di entrare in una dimensione differente di questa di cada dia, di ogni dia dei somini, quando arriva questa festa, questo momento rituale che tiene un importo umano con tutta questa comodità, iniziando i somini non esplosivi come in sta lui, ma diventa una cosa che è questa cosa che può essere su mistero, può essere questo elemento può entrare in connessioni in arausoi con s'altra parte del suo mondo, s'altra parte del suo uomini. Dunque ed è importante, è bello abire tutte queste cose. E questa è l'ultima stanza, anzi sì. No, noi proprio l'ultima volta c'esti, l'altra stanza onde posato salutaisi i visitatori. Sì, sì. Ma compagno se mi fai sbirita c'esti, andaus un pari. Dunque, quando accaba di contare tutte queste cose belle, arrivai in noi, in questo luogo, a onde si può dire pigai che alcuna cosa possa ricordare di questo luogo, ma mi piace mera sul fatto che posato su non donaisi ai visitatori scetti cose di mamuiata, ma tutte cose della cultura della Sardegna, libri e altre cose che contano di mamuiata, su carnevali sardo, ma di esatto luogo spuso. Questa è un'altra cosa bella che hai pensato. Certo, noi vendiamo su tutto cose originali. Sarvisera de mamuiada, la mamuiada venimos sarvisera de mamuiada. In Ozzana, nel sarvisera de Ozzana, venimos sarvisera de Ozzana. Quindi è tutto originale. Sono libros, teniamo medar libros in istionana della cultura e tradizione sarda. Da sarviseras a senogastronomia, a sos ontos de sos antichi. Gianluigi, questa cosa mi piace bene, perché voi sei fatto una arrezzo tutto, con tutta la vita, ma con il Stato Museo pure di Sardegna, scanto l'uso e l'Accanasa di Sardegna. Voi cominciate in noi mamuiata, facendo proprio un giro in laboratorio su dei artigiani, sui sedi dei mamuttoni. Come funziona questa cosa? Sì. E noi siamo organizzati per valorizzare la vita mamuiata e sul territorio della provincia di Nuoro, della Barbagia, ma della Sardegna. Poi t'accabasi fino a Orane, sul Museo di Vola, in Calagonone, in Acquario, teniamo parte di questo circuito culturale del distretto culturale Nugoro, e bisogna medar museo, etnografico, grazie a dell'Edda, Orane, Orgosolo, tutto servito, sono tutto legato a uomo. Bella questa cosa. Ma c'è un'altra cosa che ho posato il Fadesi, che ha pullito sul sito sul museo, infatti devo convido tutti a castiare, a entrare in suo sito per conoscere meglio le cose che ci funti. È bello a bene con sua famiglia, no? Voi spicciocchetti, spitichetti pure, funti di dedicarsi a qualcosa, proprio voi isso. E te fatto per spitticoso? Sul pizzino teniamo prima di tutto, per la scuola teniamo tutto sul laboratorio. La prima sala abbiamo usato un'altra filmavamo usato adatto a sul minoreddo, quindi la scuola. In pruso, in estiu, aumenta arriba da una famiglia, mancare lo spizzinetto lo manteniamo sul museo didattica laboratorio e sormando andano era una degustazione antine su vino o stanno a ziri in bidda a comprare asu, vino o pane liseri vedi. Ecco, devo andare a cominciare questa puntata si entrata di mamuiata, punavo che è una bidda che tiene pani, drucci, pezza, vino, acqua, tutte cose buone. È bello che ha posato a accompagnare i visitatori a comprare pure questa cosa e fare di questa cultura un'economia, che è una cosa che non si può di scappiare su una consatra, questo è importante. Gianluigi, devo dire un grazie per questa bella occasione che ha donato tu a me, ma a tutto questo che si ascolta con lei a TV e tanti, secondo me, in merito
tenti gana di conosci personalmente questo misterio che vosaltros contais a sa gente. È bello perché noi sempre de Brus, c'è questo che serve da turismo delle prossimità, dunque da Sardos, poi lo Sardos, e a me fa piacere che insomma io posso questionare del Mamoiada e grazie a tu, grazie a frati tu Mario e Casichesi, con sa famiglia, questo è con sa cooperativa, questo è esatto il logo di cultura de Mamoiada. La cooperativa è museo Mario e Rita. Ah, è Rita pure, dunque grazie a vosaltros. Grazie a te, Piotta. E dunque, se un amico nostro, su casi seguenti del domo, un attrattovio che possa girare che bene, poi e us andai all'Ura, in Gaddura, poi visitai sul museo de Saccabadora, è un museo privato di Pier Giacomo Pala, un museo etnografico che conta tutta la storia antica di questo luogo della Sardegna. Dunque, se vendi in mo impari alcuna cosa e sta gira che entra sempre con Eia TV e sempre con cose belle cadeneuso in questa bella terra nostra. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.